Questa che vi racconteremo è solo una parte della vita e delle gesta di Giona, uno dei profeti della Bibbia. Tutto ebbe inizio una notte. Giona stava dormendo profondamente nel suo letto quando una luce abbagliante e una voce profonda lo svegliarono. Non era un sogno, era Dio che gli ordinava di andare a Ninive, la capitale della Siria. La città era nota per la sua ricchezza, ma anche per i suoi peccati. Eccessi di ogni tipo, balli sfrenati, lussuria e battaglie. Giona doveva cambiare il loro cuore perché quelli erano comportamenti che Dio non poteva più tollerare. Giona però ebbe paura di varcare le mura di quella città peccaminosa e non gli obbedì. Anzi, alle prime luci dell'alba, raccolse le poche provviste e scappò verso il porto. Qui si imbarcò su una nave di mercanti fenici diretta a Tarsis. La nave salpò. Era una bellissima giornata. C'era il sole, il mare era calmo e tutto sembrava tranquillo. Ma durante il tragitto, all'improvviso, un forte vento scosse le vele e scoppiò una tempesta. Il mare infuriava, la nave cominciò a beccazzare quasi fino al punto di ribaltarsi. Tutti erano terrorizzati e temevano per la loro sorte. Giona capì che quella tempesta era scoppiata per causa sua, così convinse i pescatori a gettarlo in acqua, sperando che il suo sacrificio li salvasse. Fu così che il profeta si ritrovò in mezzo al mare. Mentre annaspava, qualcosa spuntò fuori dalle onde. Era una pistrice, un enorme mostro marino che in men che non si dica spalancò la bocca e lo inghiottì. Disperato e solo, Giona passò 3 notti e 3 giorni nel profondo degli abissi, prigioniero nel ventre della pistrice. Pregava e cercava di sopravvivere, cibandosi dei pesci inghiottiti dal mostro. Riuscì perfino a segnare su una tavoletta i giorni che passavano lenti. Alla fine, tantissimo si addormentò. Ma dopo il terzo giorno accadde qualcosa di incredibile. La pistrice rigettò Giona dalla bocca. Il profeta si ritrovò sulle coste della Palestina, in una spiaggia deserta. Era senza forze ma ancora vivo. Finalmente aveva capito qual era il suo destino: andare a Ninive, come il Dio aveva ordinato.